della Meridiana che ha ricevuto più voti a questo concorso di Aiello 2014. Vorrei invitare il sindaco vicino, la portavoce della commissione, l'insegnante Marina Giorgi e anche, sì, eccolo su. Abbiamo anche Eleonora. E alla banda. Allora vorrei, prima di darvi la comunicazione, farvi vedere questo bel premio che vincerà l'autrice o le autrici appunto del nostro concorso, realizzato dalla nostra artista locale Eleonora Orso di Aiello. È una tecnica batik che io vorrei ci descrivesse un po' come ha realizzato questa meridiana funzionante. Basta esporla a sud alle nostre latitudini, qui a Lognomone, e sentiamo questa particolare tecnica orientale. Ok, grazie. Allora intanto io dico che sono molto onorata, molto felice di poter aver contribuito a questa 14ª festa delle Meridiane con la realizzazione di questa meridiana, perché in realtà è una meridiana, e siccome si tratta di orologio solare ho voluto rappresentare un uccello che si rifà un po' al mitologico, alla mitologica araba fenice, che è l'uccello del sole, un uccello che ogni giorno nasce, e infatti il motto è col sole rinasco, così come anche noi ogni giorno quando abbiamo il sole ci sentiamo proprio rinascere. La tecnica è una tecnica molto antica, la tecnica del batik, che è una tecnica a riserva cosiddetta, perché prevede che il tessuto venga riservato, sia protetto dal colore utilizzando una resina, una cera, una sostanza quindi grassa che impedisca la diffusione del colore. Il colore viene dato mediante la tintura. Questo pannello è iniziato, era bianco, completamente bianco quando ho iniziato, e ho scelto questi toni solari appunto per ricordare i colori del sole. Grazie Aurelio. Grazie Elena, veramente è un pezzo unico, so che ha dedicato tantissime ore, e come Circolo Navarca diciamo grazie per la tua grande disponibilità per aver realizzato questa bellissima opera, invidiabile, mi diceva stamattina, ma mi dispiace darlo via, però effettivamente può essere anche appeso all'interno naturalmente di un soggiorno, di un salotto, anche come un arazzo, perché è meritevole. Comunque la Meridiana alle nostre latitudini funziona perfettamente, quindi una bellissima opera. Allora un grandissimo applauso per Eleonora Orso che ci ha contribuito anche lei alla festa delle Meridiane con questo lavoro. Bene, allora la votazione, come avevo accennato all'inizio prima di partire all'inaugurazione delle Meridiane, è divisa in 3 step. Il 50% del peso della votazione dipende da una commissione che si era riunita una settimana fa e aveva espresso il proprio voto. L'altro 25% è un giudizio popolare che ci è arrivato tramite internet con 428 voti che sono giunti anche da numerose località italiane, e il restante 25% lo avete fatto voi oggi con il vostro voto, e naturalmente con dei coefficienti riduttivi. Il voto popolare è stato parificato a quello della Commissione. Qui con noi alla Commissione c'era un fotografo, Gino Durisotti, c'erano 2 architetti, Miriam Causero di Moimacco e Lepre Rodolfo di Aquileia, c'era un astrofilo, Claudio Cecotto
Lotti di San Giorgio di Nogaro, e c'erano 2 insegnanti, Marino Giorgi di Pordenone ed Eva Visintin di Aiello, più c'era anche una artista locale, Anna Degenhardt, che espone una bellissima mostra molto interessante che invito a vedere, come quella anche di Eleonora Orso, qui nella sale del Museo della Civiltà Contadina. Io passerei la parola alla portavoce della Commissione che dirà un suo parere su questa iniziativa di Aiello. Buonasera a tutti, appunto sono uno dei membri della Commissione, come vi ha detto Aurelio, e sono stata invitata anche quest'anno a dirvi 2 cose riguardo al lavoro che noi come Commissione abbiamo svolto nel valutare le meridiane. Il nostro lavoro non è facile perché dobbiamo ogni volta guardare le meridiane, osservare come sono state dipinte, in quale posizione sono state sistemate nella casa, se hanno rispettato il titolo con la realizzazione del disegno, se il motto è pertinente. Guardiamo i materiali che sono stati usati, la fantasia, la creatività e migliaia di altri particolari che rendono veramente la discussione fra noi giudici sempre molto accesa e piuttosto animata. Anche quest'anno la scelta non è stata facile per nessuno di noi, perché sappiamo che il peso della nostra valutazione porta purtroppo poi a quello che è il concorso. Dobbiamo scegliere a nostro malincuore una delle meridiane che preferiamo fra la gamma che è stata prodotta, e non è mai una scelta facile, perché ciascuno di noi deve cercare anche di superare l'impatto emozionale che la visione di una meridiana comporta, perché ciascuno di noi mette anche in campo le emozioni che prova, i sentimenti, le sue aspettative, tutti i suoi vissuti, e scegliere in maniera oggettiva non è facile, perché si tende sempre ad avere la visione principale di quello che siamo noi stessi, di che cosa la meridiana ci dice, di quale messaggio vogliamo portarci via, e pertanto la scelta diventa ogni volta ardua. Poi riusciamo a conciliare le nostre idee con quella che è la visione finale, esternandola con un voto, e alla fine soddisfatti ci assaporiamo la bellezza di quello che la giornata ci ha offerto, perché dobbiamo essere veramente molto sinceri nel ringraziare il signor Aurelio Pantanali, perché ogni volta rende questa giornata assolutamente magica per noi membri della Commissione, perché veniamo in un Aiello silenziosa, tranquilla, la gente vive la sua vita normale, non c'è l'aspettativa di oggi, per cui visitare il paese diventa veramente un momento di grande relax per chi arriva stressato, stanco, pieno di problemi, e veniamo veramente tuffati in queste stradine meravigliose dove il contorno di queste case antiche, alle volte con un'immagine un po' vissuta, ma con questi giardini che nascondono ancora un'opulenza, una ricchezza un po' decadente, ma di una bellezza veramente sublime, questi profumi che escono dai vostri giardini, dalle case nuove rimesse a posto, così ridenti, così solari, e ovunque queste meridiane meravigliose che occhieggiano sulle pareti delle case a ricordarci la dimensione del tempo, di questo spazio celeste che si misura continuamente con l'uomo e con il quale l'uomo si misura, a cercare veramente una risposta a se stesso, ai suoi perché, alle sue aspettative. E queste meridiane sono veramente dei capolavori che voi avete voluto sulle vostre case e che rendono Aiello veramente una cittadina unica nel suo genere, una perla nella nostra cultura friulana. Abbiamo visto anche l'ultima volta che siamo venuti domenica scorsa tanti turisti austriaci che erano venuti a visitare da lontano, scoprendo in internet le meraviglie delle meridiane, vedendole sul posto erano rimasti colpiti e esterrefatti. Ci è dispiaciuto di non conoscere il tedesco per non poterli ragguagliare, per non poter indicare loro le cose che ci sarebbe piaciuto far vedere. E poi Aurelio ci ha portati anche quest'anno per la valutazione e la discussione riguardante il concorso delle meridiane in un luogo veramente di un fascino incredibile. Ci ha portati alla Centa di Ioannis, dove la signora Bruna e il marito Carlo ci hanno ospitati
e finito appunto il momento della valutazione delle meridiane siamo venuti a conoscenza della storia di questo luogo incredibile, dove ancora una volta abbiamo scoperto la grandezza di un aiello che nasce addirittura nei millenni passati, e abbiamo avuto anche la fortuna di vedere, al di là delle diapositive che ci mostravano i reperti archeologici emersi risalenti all'anno 1000, questi corpi conservati benissimo con i loro corredi funerari, abbiamo visto le case rimesse a posto e abbiamo anche avuto modo di vedere i resti archeologici che ancora vengono fuori da questo terreno, che emergono, scoprendo veramente questo enorme filo rosso che voi di Aiello avete la fortuna di vivere, che è quello del tempo. Avete una storia meravigliosa alle spalle, un passato grandioso che si porta avanti nel tempo, che voi oggigiorno state veramente portando avanti con una grande dignità, con un grande orgoglio, continuando a dare un lustro al vostro paese enorme con queste meridiane che richiamano l'attenzione su di voi da ovunque, perché ormai siete famosi nel mondo per questa vostra peculiarità grandiosa, e avete la fortuna veramente di avere questa dimensione del tempo che vi accompagna sempre. E come dice anche Edison in una frase, il tempo è il più grande capitale dell'uomo ed è anche il bene più prezioso che non si può permettere di perdere. Forse voi aiellesi l'avete scoperta questa cosa, cercando di catturare il tempo e di fermarlo sulle vostre case, facendo sì che quel disegno dell'ognomone, che quest'anno è anche diventato un ognomone così artistico, a forma di farfalla, di pettirosso, di violino, rimanga veramente a disegnare in una maniera tangibile il tempo che è fermato sul muro della casa, tempo che potete toccare con le mani senza paura che si sposti, senza che vi sfuga dalle dita come succede quando si tocca la lancetta di un orologio. E io vi auguro veramente di riuscire a fermare per sempre il tempo in questo paese e di viverlo sempre con questa dignità, con questa grandezza che si allunga dal passato fino ad oggi, e vi auguro che vi accompagni per sempre, come per sempre rimarranno le vostre meridiane. E vi ringrazio veramente per il calore che dimostrate al pubblico e per la bellezza che continuate ad avere intorno a voi, e ringrazio le autorità che sono sempre così care, sempre così vicine a queste vostre iniziative, e vi auguro veramente di avere sempre tanto sole nella vostra vita. Grazie di cuore Marina, le tue parole toccano veramente ed emozionano. Anche il fatto di posare la mano sulla meridiana per toccare il trascorrere del nostro tempo, non l'avevo mai sentita. Grazie di queste tue parole. Vorrei passare la parola al sindaco Roberto Festa. Io ti ringrazio di avermi ceduto il microfono, ma dopo tutte le splendide parole che ha detto della nostra comunità, del tempo, del lavoro che viene svolto per le meridiane, veramente non è che mi resti molto se non proporre quasi quasi una cittadinanza onoraria, perché veramente riesce a dare un lustro e una dimensione di quella che è il nostro paese in modo splendido. Potremmo proclamarla ambasciatrice di Aiello nel mondo, perché veramente riesce a dare tanto e rendere probabilmente quello che noi stessi aiellesi non riusciamo molte volte a cogliere, perché guardiamo sempre con occhio molto distratto queste cose. Quindi ogni tanto fa piacere che magari qualcuno che viene dall'esterno ci ricordi che appunto abbiamo un bel paese, un paese che è collocato in un posto importante, ma nello stesso tempo un posto abbastanza tranquillo, che ci consentirebbe forse di vivere in modo più sereno e più tranquillo. Io non posso fare altro che ringraziare tutti i presenti, sicuramente Aurelio che è un po' l'anima, il cuore, la testa, le braccia e tutto quant'altro per questa iniziativa. Infinitamente ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato e che lavorano a questa festa, oltre che ovviamente alle varie artiste e coloro che hanno prestato i loro edifici per poter fare questo. Un grazie veramente a tutti. Grazie signor Sindaco, e allora cogliamo anche l'opportunità per ringraziare tutti i componenti della Proloto che stanno lavorando dietro le quinte, dietro il tendone, anche per merito loro naturalmente è possibile questa festa, quindi grazie a tutta la Proloco che lavora per questa bella iniziativa aiellese. Bene, siamo arrivati al momento
di comunicare la Meridiana che ha acquisito più voti quest'anno. Io chiederei anche alla banda di essere pronti con uno stacco musicale, no? E la consegnerà questo bel dono Eleonora Orso, no? Allora dirò il nome solo della Meridiana vincitrice, perché anche le altre 3 Meridiane naturalmente sono di pari livello, però una sola vince. La Meridiana che ha preso più voti è la Meridiana numero 2, quella con gli uccellini di Casa Trataviera, con le artiste di Spilimbergo, Maika Chivelli e la mamma Valli Scatton. Avevano già tentato 2 anni fa, non c'erano riuscite e questa volta invece ce l'hanno fatta, sono state premiate da tutti, no? Ecco qua il premio, poi dovete scegliere in quale casa portarlo e io direi che la banda può suonare, no? Un brano musicale in onore delle vincitrici. Ecco, complimenti. Vieni vicino.